è un mulino secolare questo qua. Un fulmine mentre su Vittorio Veneto si abbatteva un violento temporale. Sarebbe stata proprio una saetta a far scattare l'incendio che ieri sera ha divorato lo storico stabile che ospitava il Molino Bruni. L'edificio di proprietà da oltre 30 anni della famiglia Denardo è bruciato in pochi minuti. Le strutture portanti in legno hanno consentito alle fiamme di propagarsi in fretta e al loro arrivo i vigili del fuoco hanno fatto il possibile per limitare i danni. Un intervento il loro reso difficile anche dal maltempo che non ha potuto impedire che ci fosse anche qualche crollo. C'è stata tanta pioggia e poi noi eravamo lì dall'emisfero e abbiamo visto tutto questo fumo e siamo venuti su. Sulle cause ci sono pochi dubbi, l'edificio non è più servito dall'energia elettrica e la possibilità che un fulmine abbia scaricato sull'impianto non più in funzione appare la più probabile. Mago i vigili del fuoco da vedere il fulmine. E infatti hanno un problema perché corrente dentro non è da 20 anni. A rimanere all'amarezza dei vittoriesi di aver perso uno dei luoghi più caratteristici delle passeggiate lungo il Meschio, uno scorcio che difficilmente potrà essere ripristinato. Ai titolari invece rimane l'amarezza di veder distrutto in un istante tutto quello che avevano. E tutte le famiglie, tutte qua.